Amici bellini, io devo ammettere che non stavo assolutamente seguendo questa roba qua dell'Italia, ma mea culpa perché sono troppo tifoso del Napoli e quindi l'Italia passa proprio in secondo piano. Però c'è Insigne in campo che mi dicono, amici sui commenti, che ha preso un palo di testa, ma in realtà Dzeko ha segnato e ci stanno facendo il culo così. Non so, ma questo video, voi non fate caso, io tolgo proprio il volume di questi qua, perché questo è un video di calciomercato, perché noi ovviamente pensiamo ai fatti nostri, no? È una questione semplicemente dobbiamo vedere, dobbiamo risolvere i nostri problemi di mercato, e ce ne sono tanti e lo sappiamo, ma dobbiamo fare un punto a livello internazionale perché ci potrebbe, come si dice, interessare anche proprio. Scusate, è difficile parlare di calciomercato quando c'è una partita in corso, però voglio fare questo video che poi posterò probabilmente adesso che lo vedete il giorno dopo, perché poi il giorno dopo devo suonare, quindi. La questione è questa, sono giornate in cui l'Inter, la Juve sembrano molto più attive di noi, e ci siamo. Ultimamente la Juve, dopo aver preso questo McKennie americano, quindi da New York, Valerio Fluido e tutto, McKennie l'americano, adesso si è parlato di Suarez e dicono è fatta, è praticamente vicina così. Dopo vari rumors, i vari Messi all'Inter, alla Juve, al Manchester City, ma se è vero come è vero che Messi deve rimanere al Barcellona perché non si è capito se non ci sono stati dei patti non rispettati da parte del presidente. Insomma, il presidente gli ha detto: te ne vuoi andare, devi pagare 700 milioni. La famiglia di Messi in lacrime che se non se ne vuole andare. Insomma, lui resterà un altro anno al 90%. Come poi dicemmo, io non voglio fare il richiamo sempre, l'avevo detto, e mi sembra inutile, stucchevole. Insigne. Acerbio, questo era un altro che se ne è parlato con Paolo Del Genio. Insomma, se Messi resta come avevo previsto, che bussava solamente al contratto nuovo, e mi arrivano messaggi che non riguardano. Se Messi è vero che resta a Barcellona, può essere anche che a quel punto chiede alla società, e Messi ha questo potere societario, di trattenere Suarez, perché l'idea che se ne vada Suarez, se ne vada Arthur, se ne vada Piqué, perché pure lui aveva detto se bisogna fare nuovo sangue, gente nuova, sono pronto ad andarmene anche io. Se Messi resta, probabilmente ci si ridiscute questa cosa qua. Vediamo un attimo il calcio di punizione. Questo Colasines poi se ne parlava anche in Orbita Napoli, eh? Dovrei guardare calcio 24 ore su 24 per tenervi aggiornati. Faccio il possibile, Voi iscrivetevi così io lo faccio di più. Lasciate il like. Com'è bella la maglia dell'Italia, devo dire la verità. Mi piacciono i dettagli dorati, mi piace il blu scuro che mi ricorda un po' Italia 90. Bella maglia, noi sulle maglie siamo molto sensibili. Ma che cosa succede? Tornando al discorso, tornando a noi, se Messi resta e chiede a Suarez di restare, la Juve non compra più Suarez, è fatta. Può essere anche che salti. Se salta Suarez, la Juve deve comprare un attaccante. Se non è Milik, sarà di nuovo Dzeko, che ha segnato in questo momento, quindi di nuovo sotto i riflettori e gradito alle varie tifoserie. Se è Dzeko, la Roma deve stringere per Milik. Se il Napoli vende Milik, si sbloccano altre situazioni. Io lo so che si parla di Under, si parla di Veretout, io non credo a queste cose qua. Io credo è facile far fare alla Roma lo scambio perché ci sono pochi soldi, lo capisco. Ma io non credo che a noi ci serva un esterno in questo momento. Noi dobbiamo apparare la situazione della difesa. Vi rendete conto? Allora sì, posso capire Veretout, adesso dicono sta cercando casa a Napoli, però Veretout non ha lo stesso procuratore di Yusai, di Mario Rui, di Lorenzo, che è sempre Giuffrida. Signor Giuffrida, perché il caffè mi rende nervoso. I rapporti con lui non sono straordinari, c'è un rapporto molto stretto, però perché c'è il rinnovo tra Mario Rui e attenzione,
Dai Lollino, dai, il passaggio, assist e c'è il gol! Assist di Insigne, così devi fare. E poi un po' di fortuna nel rimpallo, però Insigne è decisivo. Insomma, io non credo alla situazione di Veretout. Non credo che Veretout possa farci fare un salto di qualità a centrocampo. Credo che stiamo là, tra Veretout, Demme, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski. Credo che stiamo là. Credo che non facciamo un salto di qualità. Io credo che il problema più grave in questo momento è la difesa. La questione di Messi sbloccherebbe anche probabilmente Koulibaly al Manchester City, perché se il Manchester City non prende più Messi può riversarsi su Koulibaly e fare l'offerta che De Laurentiis sta cercando. Oltretutto De Laurentiis l'ha detto chiaramente che al Manchester non piace trattare con De Laurentiis dopo l'operazione Jorginho, che era stato praticamente quasi promesso al Manchester City. Poi si introdusse il Chelsea che per prendersi Sarri fece un pacchetto unico e ADL lo diede al Chelsea. Quindi ci sono questi rapporti tesi un po' in giro, cioè Giuffrida, Veretout, però Giuffrida non ama avere Yusai in squadra e quindi lo vuole sul mercato, però anche Yusai come Milik potrebbe andarsene a zero l'anno prossimo. Insomma ragazzi, è un casino e tutto questo casino può essere sbloccato dalla questione Lionel Messi non al Napoli, ma lui che non si muove o nel momento in cui si muove sblocca tutto il mercato europeo, perché tutto si giostra lì intorno. Ed ecco che il Napoli deve stare alla finestra. Purtroppo non possiamo prendere iniziative di nostra spontanea volontà. Dobbiamo aspettare i movimenti delle altre, non perché ci manchino soldi, ma perché siamo in sovrappiù in generale. E quindi è chiaro che Koulibaly si vede, Koulibaly è distratto. Si è visto oggi, ieri nell'amichevole col Teramo. Koulibaly è distratto, fa ancora degli errori di presunzione, di distrazione, è il più forte di tutti, si vede, e questa cosa può essere negativa arrivato ad un certo momento. Quindi torna in auge il discorso Senesi e il discorso Socrates o Papastopoulos, che sono la stessa persona, cara Gazzetta dello Sport. Ancora non so se era una bufala o meno. Si ritorna anche al discorso Maksimovic, che non è detto che resti. Quindi noi siamo punto e da capo. L'unica certezza che abbiamo è Manolas, ed è quello che mi convince di meno. Attenzione, il colpo di testa, niente da fare. Manolas, dicevo, è quello che mi convince di meno. L'avete visto com'è in sovrappeso, l'avete visto come sta in difficoltà fisica, non è brillante, sempre spesso infortunatuccio. Quindi su Luperto non facciamo affidamento. Maksimovic forse in uscita, Koulibaly molto probabilmente in uscita, Manolas sicuro. Io vado su tutte le non so da dove cominciare, da quando il problema era l'attacco, perché il Napoli crea molto ma poi non risolve. In questo momento ci troviamo di fronte a un problema difesa serio, serissimo, una mini rivoluzione che deve avvenire in difesa che non si sa come va a finire. Oltretutto una squadra che sta provando anche un nuovo modulo, quindi è una situazione molto delicata. Florenzi è ancora buono, ma non ci interessa, perché a terzino noi siamo messi bene con Di Lorenzo, con Malqui e con Yusai forse, Yusai Jolly che può giocare anche a sinistra, questa è la cosa. Di terzino sinistro non se ne parla più, perché probabilmente si affonderà su Carbonic quando Gulam ci lascerà andare, perché ragazzi io non credo che su Gulam ci si possa puntare, è un peccato ma purtroppo questo è. E quindi tutto sta nelle mani di Lionel Messi. Vediamo questo calcio d'angolo e poi chiudiamo, perché e Bonucci, non riesco a non esultare quando Bonucci sbaglia un gol. Siamo italiani, vogliamo tifare per l'Italia, ma ci sono certi giocatori che... Vai Immobile, vai, vediamo un pochino di che si tratta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vediamo se questo video è finito qua oppure no. Lo scopriremo solo vivendo. Eccolo! Ma sapete che c'è di nuovo? Non mi interessa.